Per 3 giorni in piazza Cavour ad Agrigento la prevenzione cardiovascolare. Ricordata con il suono delle sirene la strage del 2013, mentre nell'isola continuano gli sbarchi. Altre adesioni al partito di Totò Cuffaro e domani a Ribera il via alla festa. Oggi si celebra San Francesco d'Assisi, il patrono d'Italia. Consuntivo dell'attività al Giardino Botanico. Benvenuti su TV Notizie. 3 giorni per la prevenzione cardiovascolare in piazza Cavour ad Agrigento, con testimonial l'attore Gianfranco Iannuzzo. Il servizio di Arturo Cantella. Tieni a mente il tuo cuore, tieni a mente il tuo cervello. Ritorna puntuale dopo il Covid l'appuntamento per la prevenzione cardiovascolare, le giornate siciliane della prevenzione. Ecco un momento sicuramente importante che la città aspettava. Ma dopo 3 anni di pausa dovuta a cause forze maggiori, come ha detto lei, dovute alla pandemia, riprendiamo il nostro discorso. Tra l'altro la prevenzione in generale è stata trascurata negli ultimi anni ed è un momento importante di riflessione per quanto riguarda il rischio cardiovascolare di ognuno di noi. Tra l'altro questa pausa di 3 anni a livello nazionale sicuramente ci ha costato tanto anche in termini di mortalità. Mi riferisco alla prevenzione cardiovascolare per quanto riguarda la prevenzione dell'ictus e dell'infarto, che sono 2 malattie potenzialmente mortali e le prime cause di morte nel mondo industrializzato. Prevenire è meglio che curare, lo slogan è sempre più attuale, come dico io, tra l'altro costa molto meno il Servizio Sanitario Nazionale. Avete scelto anche un noto attore agrigentino, Iannuzzo, per promuovere l'evento, come mai? Devo ringraziare Gianfranco Iannuzzo, grandissimo attore, agrigentino d'occhio, nonché amico mio, che ha abbracciato questa iniziativa con grande entusiasmo per dare una maggiore visibilità a questa campagna educazionale rivolta ai cittadini. Ecco dottore, spieghiamo un po' meglio come si svolge l'iniziativa nel pratico, dove devono venire le persone e dove si svolgerà. Sono 3 giorni, venerdì, sabato e domenica le persone possono recarsi in piazza Cavour, dove ci saranno allestiti 4 stand dove saranno sottoposti ad elettrocardiogramma, visita cardiologica e misurazione della pressione arteriosa. Questo ci consente di stilare un rischio per ogni paziente a 10 anni in base alle loro abitudini di vita, se ci sono fattori come il fumo, il diabete, la pressione alta e altri fattori quale la sedentarietà, l'obesità. In questa maniera possiamo stilare in maniera esatta il loro rischio a distanza di 10-15 anni. Ritornano le giornate di prevenzione in piazza Cavour, quanto sono importanti anche per la popolazione e per creare anche quel database che poi potrà essere utile dopo 10 anni? Sì, ritornano dopo la pausa del Covid, sono stati 3 anni in cui ahimè non abbiamo potuto eseguire lo screening e abbiamo proprio assistito durante il Covid a un aumento della mortalità e dei casi di cardiopatia ischemica quando la gente per paura di contrarre il virus rimaneva a casa. Quindi torniamo nuovamente con forza in piazza Cavour e ci rivolgiamo ai pazienti magari con un'età superiore ai 40 anni che presentano fattori di rischio cardiovascolari come il diabete, l'ipertensione, il fumo o l'ipercolesterolemia. In questi pazienti verrà eseguita una visita cardiologica che prevede quindi l'auscultazione del torace, attraverso cui è possibile alcune volte anche diagnosticare un vizio valvolare, e poi verrà eseguito un elettrocardiogramma e la misurazione della pressione. Un elettrocardiogramma che in alcuni casi può avere una rilevanza notevole, in quanto nei pazienti diabetici si possono venire a trovare dei segni della cosiddetta ischemia silente subclinica, cioè un diabetico può avere un'ischemia all'elettrocardiogramma che magari non manifesta clinicamente, che poi può portare a morte improvvisa, oppure un'aritmia come la fibrillazione atriale, anch'essa subclinica,
ma che ahimè molto spesso esordisce con l'ictus, quindi aspettiamo la popolazione numerosa a partire dalle 10 di venerdì fino a domenica a ora di pranzo. Il prefetto ha voluto essere presente a questo incontro oggi organizzato dall'ospedale reparto cardiochirurgia da Omnia Congress, perché la prevenzione è importante dopo la pausa del Covid. Prefetto. La prevenzione è fondamentale, noi lo diciamo spesso per l'ordine pubblico, è più importante e più produttivo intervenire prima, ascoltando tutti, mettendo insieme le parti sociali, piuttosto che dopo, quando già le manifestazioni eventuali hanno provocato i loro danni. Ecco, questo vale ancora di più per la salute in maniera ancora più evidente, ma è un parallelo che mi piace fare da tempo, dove è chiaro che prevenire è meglio che curare, come dice l'abusato luogo comune. La prevenzione costa di meno e soprattutto la prevenzione evita alle persone la sofferenza. Con il Covid abbiamo imparato che le difficoltà della rete della medicina sul territorio si sono riversate poi sul sistema ospedaliero, che è stato esposto a gravissimo stress. Oggi lo stiamo toccando con mano di nuovo, perché il pronto soccorso di Agrigento, che è un pronto soccorso particolarmente esposto in quanto ha un grave sottoorganico non responsabilità locale ma che riguarda un po' tutto il paese, ha avuto per giunta, per fortuna ora risolti, dei problemi logistici che hanno aggravato questo fenomeno per il resto comune. È un pronto soccorso come tutti i pronto soccorso, messo in difficoltà da un gran numero di codici verdi che potrebbero essere meglio risolti da una medicina molto presente sul territorio. So che la Regione Sicilia sta lavorando molto su questo. Soprattutto mi rendo conto che il tema è un tema che l'opinione pubblica sta cominciando a riscoprire. Ecco, è importante che convegni come quello di oggi mettano l'accento su questo specifico aspetto. Sanità pubblica ve lo voglio dare perché questo è un tema attuale. Sanità pubblica, sapete che a livello nazionale c'è un movimento importante nostro di direttori generali delle principali università che stanno temendo, lanciano l'allarme perché la sanità pubblica è al collasso. Non abbiamo medici, ma non è solo ad Agrigento, ma è un fatto nazionale e quindi si parla di definanziamento. Voi pensate che la prevenzione la fa solo il pubblico per istituzionale, quindi per statuto, e quindi se noi perdiamo la sanità pubblica perdiamo anche la prevenzione, quindi un plauso va dato al dottore Canamanni e ai suoi per questa giornata, ma da parte nostra dell'ASP dobbiamo spendere tutte le nostre forze per aumentare la prevenzione, perché salviamo dal 50 al 70% delle vite che una volta si salvavano. Lampedusa ha ricordato così la tragedia di 10 anni fa. Vediamo. Il suono delle sirene, quando in mare, nello stesso punto e alla stessa ora della tragedia, viene lanciato un cuscino di fiori. Così Lampedusa ha ricordato i 368 morti del naufragio avvenuto 10 anni fa. 368 non sono numeri, ha detto l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, ma sono vite e sogni spezzati. Oggi, ha aggiunto,
è giorno del ricordo, non delle parole. Nella foto di grandangolo l'arcivescovo Damiano davanti alla Porta d'Europa con le autorità, tra cui il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Dobbiamo imparare a lavorare tutti insieme, ha affermato il prefetto, scoprendo di essere uno Stato. Non esistono soluzioni semplici, ma bisogna affrontare i problemi con spirito costruttivo e con spirito di fratellanza. Lampedusa continua a dare lezione di umanità all'intera nazione, mentre l'Europa continua a guardare. Queste le parole del sindaco dell'isola Filippo Mannino, il quale, rivolto ai tanti giovani presenti, ha detto: «È bellissimo vedervi qui per ricordare i morti in mare». E nel giorno del ricordo ci sono stati purtroppo altri sbarchi. I migranti, tra cui una trentina di minori non accompagnati, trasferiti all'hotspot. Insomma, la solita triste storia di ogni giorno. I consiglieri comunali di Agrigento Roberta Zicari e Pietro Vitellaro hanno aderito alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e domani a Ribera festa della DC con un ricco programma. Arturo Cantella. Salgano a 4 i rappresentanti della Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale ad Agrigento. Anche i consiglieri Pietro Vitellaro e Roberta Zicari hanno aderito alla DC. Nei mesi scorsi Pasquale Spatario e Alessia Bongiovia avevano già dato la propria adesione al partito guidato dal segretario nazionale Totò Cuffaro. A tutti liberi e forti è il momento di serrare i ranghi, uniti e coesi, consapevoli dell'impegno a cui siamo chiamati, ovvero aiutare la nostra città di Agrigento, purtroppo martoriata da tante emergenze e problemi. Così hanno dichiarato i consiglieri comunali Pietro Vitellaro e Roberta Zicari. La DC è un partito dove militano tanti giovani, centrista, pluralista, europeista, di ispirazione struzziana, capace di accogliere sensibilità diverse, accomunate dalla voglia di fare, di lavorare per il bene comune. Ringraziamo la dirigenza locale, l'onorevole Pace e il segretario Cuffaro per averci accolto e coinvolto in questo ambizioso progetto. Dimostreremo, affermano i 2 consiglieri comunali agrigentini, con i fatti la bontà della nostra scelta e la coerenza con i nostri valori e le idee. E intanto in provincia aumentano le adesioni del partito alla DC. A Naro c'è quella di Calogero Cangemi, attuale consigliere comunale in carica di opposizione, finora iscritto a un gruppo autonomo. È stato anche vice sindaco negli anni dal 2016 al 2019. Cangemi afferma che la DC è un approdo naturale in quanto ne condivide i principi. Anche a Sant'Angelo Muxaro recentemente ha sposato il progetto della DC l'assessore alla cultura Gianluca Neil. Sono felice, ha affermato Di Benedetto, di aderire a un partito di grande ideale come la Democrazia Cristiana. Intanto stamani a Palermo è stata presentata la Festival dell'Amicizia, alla presenza della moglie e della figlia di Yasser Arafat, che sarà presente a Ribera sabato prossimo 7. A testimonianza, afferma Cuffaro, che il nostro partito è aperto al dialogo e confronto. Presente anche il console russo Sergei Patronov, il ministro Gino Lollobrigida, Elena Boschi, il sindaco di Palermo La Galla. Il taglio del nastro è previsto alle ore 17 alla presenza del presidente dell'ARS Galvagno. Dopo 30 anni la Democrazia Cristiana torna a fare la festa dell'amicizia e sceglie di farlo a Ribera per una scelta che dobbiamo anche con gratitudine al nostro capogruppo Carmelo Pace, che si è incaricato di far partire un'organizzazione complicatissima. Saranno 3 giorni di dibattiti, di tavole rotonde, parleremo di tematiche importanti che vanno dall'immigrazione alla pace, all'agricoltura, alla sanità, all'imprenditoria, all'informatica e quello che sta cambiando in termini ambientali nel nostro paese. Avremo una tavola rotonda finale dove parleranno della Democrazia Cristiana l'onorevole Calogero Pumilia, l'onorevole Marco Follini, Vito Riggio, Maria Elena Boschi, ma soprattutto avremo una presenza importantissima che verrà a ricordare l'impegno della pace del marito e del padre, ma soprattutto verrà a ribadire quando oggi più che mai è necessario che tutti ci stringa attorno per cercare le vie e il percorso che portino alla pace. Sto parlando della moglie
e della figlia di Arafat, che verranno a portare questo messaggio alla festa dell'amicizia. Noi non togliamo spazio a nessuno, la Democrazia Cristiana è un partito libero, aperto, plurale e democratico, nel senso che tutti quelli che vogliono condividere impegni, valori, storia, cultura del nostro partito sono benvenuti, e a loro noi apriamo le porte. Ma oggi paradossalmente il nostro compito più difficile non è quello di aprire perché vengono tutti, è quello di chiuderli a quelli che riteniamo possano venire per interesse e non perché condividono scelte valoriali e perché condividono il nostro messaggio di legalità, che deve diventare in assoluto il messaggio protagonista di questa Democrazia Cristiana nuova. Incontro Roberto Lagalla per tanti motivi, ma non l'abbiamo ancora ufficialmente incontrato per discutere di quello che può fare nella giunta di Palermo. Credo che ci convocherà la prossima settimana, intanto lo accogliamo a braccia aperte come merita alla festa dell'amicizia, perché nella giornata di inaugurazione ci sarà anche lui principale protagonista di un dibattito per i giovani e sui giovani. Oggi solennità di San Francesco d'Assisi, il patrono d'Italia. In questa giornata in cui la Chiesa cristiano-cattolica ricorda San Francesco d'Assisi, non possiamo che elevare lo sguardo verso questo grande santo, che più di ogni altro ha cercato di valorizzare e rispettare al massimo la natura e l'ambiente. L'ha capito bene l'attuale Papa Francesco, che diventando Papa ha voluto prendere il nome di Francesco per cercare di venire a ricordare questo umile frate di Assisi che in pieno Medioevo si è spogliato di tutti i poteri e di tutti i beni della terra per dedicarsi all'esercizio delle virtù evangeliche in una maniera autentica e in una maniera eroica, mettendo su una comunità religiosa che si è affermata in tutto il mondo ed oggi è la più prestigiosa. Ritornare a Francesco significa ritornare alla natura, ritornare al rispetto dell'ambiente. San Francesco, pur non essendo un uomo di vasta cultura, ha scritto un componimento poetico che ancora oggi sfida i secoli, sfida gli anni, sfida il mondo. Quel frate sole oggi ci sta riscaldando. Perfetto. Perché? Perché non è altro che una preghiera di esaltazione, il cantico delle creature verso il creatore e verso il creato tutto. La natura con la sua premente terra e il cielo con i suoi astri. Teatro Efebo di Agrigento, il consuntivo dell'attività con il dirigente Achille Contino. Arturo Cantella. Dottore Contino, un consuntivo dell'attività teatrale che si è avuto con l'inaugurazione del Teatro dell'Efebo? Il Teatro dell'Efebo è stata una scommessa di riqualificazione di uno spazio che già la provincia 20 anni fa aveva lanciato, ma che per essere utilizzato in quanto una roccia ferita dagli schiavi di Mera che avevano lì cavato i blocchi di tufo per costruire i templi, bisognava fare delle operazioni per il risanamento di questo spazio, per renderlo fruibile, quindi con un finanziamento siamo riusciti a risanare lo spazio, ad adattarlo a teatro e aprirlo già quest'estate, in modo tale che così per il 2025 il teatro è pronto per tutta una serie di eventi. L'obiettivo però, come dicevamo, così come per il porto di Acragas che abbiamo presentato qualche mese fa, è turistico. Cioè puntiamo principalmente a fare di questo spazio uno spazio di servizi per i turisti, in quanto abbiamo la esclusività della Cava dei Templi che diventa teatro, la presenza di questi ipogei che possono essere visitati e utili per mostre e convegni, e quindi la possibilità di incrementare l'offerta turistica, di destinare delle produzioni teatrali per i turisti e fare in modo che così aumenti la permanenza media del nostro territorio, che non può che puntare a un incremento dell'economia turistica.
Da questa esperienza cosa si trae per il futuro? Ecco, organizzerete a breve un altro evento, una nuova rassegna? Andando da questa esperienza traviamo il fatto che gli agrigentini hanno preso coscienza di uno spazio di cui vanno fieri, perché era uno spazio sconosciuto, uno spazio molto suggestivo. Abbiamo avuto riscontri sui canali social, sui giornali, dappertutto, dove gli agrigentini diventano consapevoli di spazi che non conoscevano e che sono utili per il nostro sviluppo. Questo è, diciamo, l'obiettivo fondamentale che abbiamo centrato. Dopodiché nel futuro prossimo, immediato, lavoreremo a delle produzioni nuove che possono essere offerte a turisti e soprattutto che siano possibilmente attenzionati nei nostri tour operator che trattano il prodotto Agrigento. E oltre la serata iniziale, che era prevedibile avere diversi spettatori, anche gli altri spettacoli hanno avuto un buon successo, un buon riscontro di pubblico? Allora, tutte le serate sono state sold out, è stato sempre pieno il teatro. È vero che siccome la funzione di quest'anno era inaugurale non c'è stato il pagamento del prezzo di un biglietto, però penso che il fatto di avere conosciuto questo spazio, uno spazio esclusivo, ora spinga sia i residenti che i turisti a dire ma questo spazio ha un valore e quindi gli spettatori avranno volontà anche di pagare un prezzo del biglietto per accedere agli spettacoli. Raccolta di sangue domenica dalle 8 alle 11.30 a Porto Empedocle a cura dell'ADES, l'associazione Donatori Empedoclini. La raccolta avverrà presso i locali dell'associazione in via Marconi. Ai donatori verrà recapitato il risultato degli esami. L'associazione ADES ricorda l'importanza della donazione di sangue vista la richiesta che c'è tutti i giorni. Cronaca, avviso di chiusura delle indagini preliminari per il sindaco di Cerda in provincia di Palermo, componente della commissione regionale antimafia, indagato per abuso d'ufficio e minaccia aggravata. Il servizio. Finisce nella bufera il sindaco di Cerda, nel palermitano, Salvatore Geraci, che è anche deputato della Lega all'Ars e componente della commissione regionale antimafia, indagato per tentata concussione e abuso d'ufficio dalla procura di Termini Imerese, che gli ha notificato un avviso di conclusione delle indagini. Secondo l'accusa, il primo cittadino avrebbe fatto pressioni sul comandante della polizia municipale perché la processione del Venerdì Santo del 14 febbraio dello scorso anno passasse sotto casa di un mafioso, uno stratagemma, sostengono ancora i PM, per ottenere consenso elettorale da parte della comunità e il favore del comitato della Madonna Dolorata di Cerda, ma il primo cittadino, che di recente ha anche lasciato il partito di Cateno De Luca per approdare a quello di Matteo Salvini, avrebbe anche consentito ai commercianti che avevano installato degli stand durante la scorsa sagra del carciofo di non pagare la TOSAP dovuta al comune. Sono accuse che vengono respinte in tronco da Geraci. Tra qualche ora, infatti scritto, leggerete che mi è stato notificato un avviso di chiusura delle indagini preliminari e dal quale risulto essere indagato. C'è un tentativo di mascariamento da parte di chi mi ha denunciato, ma non vi sono capi d'accusa relativi a un qualche coinvolgimento con la mafia, voto di scambio e mazzette. Sono sereno e fiducioso, ancora detto. Ho nominato come legale di fiducia l'avvocato Vincenzo Lorrè e credo nella giustizia e nel lavoro della magistratura. Proprio Lorrè ha dichiarato che di mafia qui non c'è nulla e manco la concussione, è una vicenda surreale, una bolla di sapone, come tale evaporerà in fretta. Abbiamo ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, chiariremo punto per punto le contestazioni, dice ancora, dichiarazioni che non tranquillizzano però il vicepresidente della commissione antimafia Ismaele Lavardera, che chiede a Geraci di dimettersi. Le notizie di stampa che vedono protagonista l'attuale deputato e sindaco di Cerda, Salvatore Geraci, se verificate destano preoccupazione. Credo che sia giusto che la magistratura faccia il suo corso, ma ritengo pure che l'onorevole Geraci debba dimettersi dalla commissione antimafia per l'onorabilità della stessa commissione di cui sono vicepresidente. Non possiamo permetterci, proseguo ancora, che su un componente della commissione antimafia penda un sospetto così grave che coinvolgerebbe addirittura un soggetto che sta scontando una condanna per mafia.
antimafia. In base alla ricostruzione degli inquirenti, il sindaco di Cerda avrebbe cercato di costringere il comandante Giuseppe Biondolillo a scrivere al questore di Palermo per far sì che la processione passasse sotto casa di un boss, anche se era stato imposto un itinerario diverso proprio per evitare questa circostanza. Ma il primo cittadino avrebbe voluto a tutti i costi il passaggio della Via Crucis, con una sosta in piazza Generale Cascino, nei cui pressi risiedeva un soggetto, scrive ancora la procura, appartenente alla criminalità organizzata. Il sindaco avrebbe convocato nel suo ufficio il capo dei vigili per fare i conti, visto che gli era andato contro. Geraci avrebbe detto: quando parlo io devi stare fermo, zitto e sugli attenti, non gesticolare. Ti ho dato una possibilità e te la sei giocata, tu devi fare ciò che ti dico, prendi carta e penna, scrivi al questore e guai a te. Se stasera per la processione fai una cosa diversa, per l'accusa inoltre l'indagato avrebbe sottratto il cellulare a Biondolillo, temendo di poter essere registrato. L'inchiesta è stata chiusa anche per il presidente del Consiglio Comunale di Cerda, Mario Dioguardi, per l'ex assessore al turismo Cristian Bivirito, per il fratello del sindaco Simone Geraci e per i dipendenti comunali Vincenzo Tripi e Antonina Iudicello, nonché per 2 commercianti, Gaetana Castiglia e Salvatore Cappadonia. Nel messinese a Floresta le giornate ottobrando 2023. Buongiorno al sindaco di Floresta. Ciao, buongiorno, benvenuti anche a voi a Floresta. Come è iniziata questa domenica? È iniziata molto bene, già si vedono diciamo, le presenze che questa mattina di turisti che questa mattina sono arrivati a Floresta già alle prime ore, ma anche ieri devo dire c'erano abbastanza presenza nel pomeriggio, quindi questo diventa importante come prima domenica, il tempo è buono e quindi iniziamo alla grande a promuovere i nostri prodotti tipici. Tutto questo con quante energie e fatiche si ottiene? Ma la fatica è tanta e si inizia già subito dopo Ferragosto a preparare questo importante evento e tutto il mese di settembre è dedicato solo a ottobrando, perché chiaramente le responsabilità sono tante, ma soprattutto la qualità che dobbiamo garantire deve essere alta, quindi è importante una selezione dei prodotti tipici, un controllo dei prodotti tipici e quindi questo fa sì che il lavoro si moltiplica, però poi avere come risultato tutta questa gente che viene e si diverte ti ripaghi di tutti i sacrifici. Sindaco, invitiamo tutti alla seconda domenica. Sì, ci vediamo e vi aspettiamo tutti la seconda domenica, che sarà quella del Suino Nero dei Nebridi, quindi ci auguriamo un'altra bellissima giornata di sole per goderci una giornata di divertimento. Venerdì 13 ottobre presso la Biblioteca Lucchesiana in via Duomo ad Agrigento si terrà un convegno sulla figura di Angelo Cristina Curella, il servizio di Arturo Cantella. Il 13 ottobre la rivista Oltre il Muro organizza un interessante convegno su Angela Cristina Curella. Angelo Cristina Curella, poeta siciliano del Novecento, è un autore, un letterato che va scoperto. Perché? Perché ha scritto soprattutto nella sua età giovanile opere di grande valore. Non solo, è un autore che va proposto ai giovani come modello di gioventù, perché nonostante la sua giovane età, aveva 17-18 anni, iniziò a fondare riviste di letteratura. Inoltre, negli anni successivi, Angelo Cristina Curella intrattenne rapporti con la migliore cultura fiorentina degli anni 30 e degli anni 40.
per cui è doveroso conoscere questo autore licatese nostro, della nostra provincia di Agrigento, che nel periodo più bello della stagione culturale fiorentina lui riuscì ad intrattenere questi rapporti epistolari, ad esempio con autori come Giovanni Papini e in Sicilia con il fondatore della rivista La Tradizione. Questa iniziativa sarà presentata presso la prestigiosa biblioteca lucchesiana di Agrigento il 13 di ottobre tramite le relazioni, la partecipazione di critici di spessore che desidero nominarli: Francesco Tosto, Nuccio Mula, Nino Agnello, Rino Sorce, Piero Meli e Pippo Di Falco. Hanno studiato nei mesi precedenti le opere di Angelo Cristina Curella e adesso le esporranno al qualificato pubblico. Mi preme ricordare che questa è la prima iniziativa che la rivista Oltre il Muro inizia a fare. Sarà un appuntamento annuale nel mese di ottobre e lo scopo è quello di conoscere i letterati presenti nel nostro territorio e magari sono pochi conosciuti. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Ritorniamo tra poco. Il dopo Acragas Trapani e la situazione delle infrastrutture ad Agrigento. L'assessore comunale allo sport Gerlando Piparo ai nostri microfoni, intervistato da Arturo Cantella. Siamo con l'assessore Gerlando Piparo. Assessore, ecco un suo commento su queste dichiarazioni che il presidente del Trapani ha fatto verso la nostra squadra, verso la nostra città. Le dichiarazioni del presidente mi colgono sinceramente così d'impatto, sorpreso, perché non ritengo che il pubblico agrigentino meriti questo trattamento. Io penso che noi siamo stati gentilissimi nell'accogliere il Trapani e nell'accogliere la società. E in tribuna io ero seduto accanto a lui, non ho rilevato nessun atto di violenza nei suoi confronti, anzi abbiamo condiviso, abbiamo commentato la partita insieme nel massimo della tranquillità, quindi io chiederei anche al Presidente di fare un passo indietro rispetto a queste parole, chiudere questa situazione e non parlarne più. In merito al futuro assetti del campo ci sono delle novità, mi riferisco alle luci, anche alle condizioni del manto erboso, insomma sono state fatte delle critiche anche in questo senso. Sì, l'impianto necessita sicuramente delle manutenzioni, ci stiamo muovendo dal punto di vista tecnico per ridare lustro a questa struttura. E abbiamo dei progetti pronti in cantiere che vedranno la luce a breve. Sulla nuova palestra so che ci sono a breve novità, ecco, possiamo finalmente annunciare quando ci sarà l'apertura e se ci sarà? Nella palestra distrettuale di Via dei Normanni, per capire piazza Uovo Amalfa, stiamo facendo i lavori di completamento e penso che alla fine di ottobre i lavori avranno termine. E quindi nel mese di novembre sicuramente la palestra verrà consegnata agli agrigentini finalmente. Approfitto di questa sua disponibilità per fare il focus anche sulle strutture sportive di Villa Seta, da anni abbandonate a se stesso. Ecco, c'è un'azione di recupero da parte della vostra amministrazione comunale? Sì, c'è un'azione di recupero intanto del territorio nella zona di Villa Seta. Il mio collega Principato si è attivato con delle misure atte ad andare a ripristinare queste zone e sicuramente a breve vedrete anche le risposte lì in quel territorio. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.